E il Presidente del Consiglio chiede a tutte le forze politiche di impegnarsi per una legge contro l'omofobia. Appello condiviso dal Presidente della Camera Fico. Sentiamo Chiara Garzilli. Discriminazioni che ledono la Costituzione in quanto calpestano dignità e uguaglianza. Contro l'omofobia dal Presidente del Consiglio Conte un forte richiamo, accompagnato dall'invito a tutte le forze politiche a convergere su una legge in materia che punti anche alla formazione culturale. Appello rilanciato dal Presidente della Camera Fico, che avverte: se si arretra su questi diritti arretra tutta la società. La nostra Costituzione tutela ogni tipo di orientamento sessuale e non c'è nessuna persona al mondo che si può prendere il diritto di discriminarne un'altra, perché questa persona si pone fuori dalla Costituzione. Qualunque discriminazione sessuale è indegna di un paese civile, la condanna della Presidente del Senato Alberti Casellati. Tutta la maggioranza intanto si schiera a favore di una legge in materia. Dai 5 Stelle Crimi invita a lottare ogni giorno contro l'intolleranza, basta alibi e ipocrisie, l'auspicio di Leu, e dal segretario Dem Zingaretti l'appello: costruire insieme un mondo migliore senza odio e omofobia. Sul fronte opposizioni, da Forza Italia Bernini invoca non solo una legge ma anche una mobilitazione sociale. Libertà per ognuno di amare chi vuole, scrive Salvini, che però ribadisce contrarietà ad adozioni gay e utero in affitto. Totale condanna di discriminazioni e violenze da Meloni, che rivolta al governo incalza: nessuna differenza tra omosessuali ed etero, tutti in attesa di risposte che non arrivano. Tra scetticismo e fiducia anche in Europa c'è chi riparte.